La storia di TV Koper Capodistria ha inizio nel 1968, quando attraverso le frequenze di TV Lubiana, irradiate dall'antenna sul Monte Enanus, andò in onda la prima trasmissione di carattere informativo, La Costiera, destinata alla comunità nazionale italiana nell'allora Jugoslavia, in Slovenia e in Croazia, e alla minoranza slovena in Italia. Nel febbraio del 1971 venne lanciato in via sperimentale un nuovo programma sul canale 27, mentre qualche mese più tardi, precisamente l'8 maggio, TV Capodistria iniziò a trasmettere ufficialmente e a colori il programma in lingua italiana con il telegiornale Notiziario. Su iniziativa del primo direttore, Dusan Fortic, si pensò di creare un ulteriore programma destinato agli sloveni in Italia. Nacque così Otparta Meja, realizzata assieme alla neocostituita agenzia Alpe Adria di Trieste, con notizie e reportage bilingui. TV Koper Capodistria, oltre ad essere stata la prima televisione minoritaria in Europa, fu tra le prime emittenti del territorio a trasmettere a colori. Ciò contribuì alla sua diffusione e a un palinsesto molto variegato che comprendeva, oltre ai programmi di informazione, anche film, video musicali e contenuti pubblicitari. Inoltre, facendo parte della rete radiotelevisiva pubblica, poteva trasmettere eventi sportivi, realtà che nel 1987 catturò l'attenzione e gli investimenti di Silvio Berlusconi con il suo impero mediatico Fininvest. In quel periodo TV Koper Capodistria era il terzo programma televisivo più seguito in Italia. Tra la fine degli anni 80 ed i primi anni 90, la nostra emittente ha svolto un ruolo cruciale nell'informazione delle vicissitudini che portarono all'indipendenza della Slovenia. Successivamente, nel 1999, venne firmato un contratto con la sede regionale RAI di Trieste, che diede vita alla TV transfrontaliera ed al primo progetto condiviso tra le 4 redazioni di entrambi i programmi, la trasmissione Links Magazine, tuttora regolarmente trasmessa. TV Koper Capodistria, con le sue redazioni italiana e slovena, rappresenta da sempre un ponte unico tra culture linguistiche nel contesto transfrontaliero adriatico. La nostra emittente è il frutto di un'idea visionaria, fondata su valori che oggi l'Europa sta realizzando con fatica, valori nei quali non abbiamo mai smesso di credere, nonostante le 1000 difficoltà.